Buongiorno Italia, tu nel mondo reale non te ne sei accorto, ma è veramente da tanto che non sto facendo video. Questo perché ne ho tantissimi già caricati in coda, però ho deciso di fare uno strappo alla regola, perché oggi ti voglio parlare della mafia. Te ne voglio parlare soprattutto per il fatto che la stragrande maggioranza di voi fraintende il significato, in quanto per mafia, no? Si intende, ci si immagina i clan mafiosi, le famiglie mafiosi, delle determinate organizzazioni che fanno determinate cose in determinati posti. In realtà la mafia è ben altro. La mafia è un modo di pensare, un modo di agire, un modo di abusare e di sfruttare. La mafia è soprattutto un modo di imporre. Un esempio di mafia ce l'abbiamo qui davanti agli occhi, siamo a Cavallino Tre Porti in provincia di Venezia. Questa era una delle ultime spiagge dove potevi lasciare tranquillamente, e dopo ti spiego le virgolette, la macchina senza dover per forza pagare un pizzo a qualcuno. Ti spiego velocemente due cose. Allora, le virgolette al tranquillamente è perché in queste zone è strapieno di ladri. Purtroppo erano stati persi i video l'altra volta, però testimone il tu che era con me, anche quel giorno che eravamo lì noi a fare i video, hanno aperto tutti i camper dei tedeschi che erano lì nella zona. Poi noi abbiamo chiamato i carabinieri, gli avevamo fatto la traduzione, eccetera, eccetera, ma non dilunghiamoci troppo su questo. E soffermiamoci anche sulla parola pizzo, perché io ho detto pizzo. Prova a pensare, questa terra, questo spazio non è di nessuno, l'ha creato la natura, giuro. Pertanto ci può stare, ci sta benissimo, anzi ci può stare, ci sta veramente benissimo e giustissimo pagare un parcheggio quando c'è un servizio, quando c'è un qualcosa, quando c'è stata una qualche sorta di costo. Ad esempio ti asfalto apposta la strada, ti metto una colonnina per il camper del carico e scarico, ti metto una persona che ti fa la guardia che non ti spacchino i vetri e ti entrino dentro. No, semplicemente ora è tutto a pagamento in un pezzo neanche di campo, di niente. E la cosa ancora più assurda, e qua rafforziamo il termine mafia che va contro appunto le leggi della società, no? È l'inventarsi regole fuori legge, come ad esempio il divieto di parcheggio di camper in determinati punti o in determinate zone, paesi. L'articolo 185 parla chiaro, per chi lo conosce, per chi non lo conosce lo invito a leggere, ma in ogni caso, qua un appunto lo volevo fare io, può essere lecito il divieto di camper, anche se, è un giochetto all'italiana, ok? Quando il terreno, se tu parcheggi il camper, sprofonda oppure la dimensione del mezzo non consente poi alle macchine di circolare e uscire dal parcheggio. Allora lì sì è lecito il divieto di camper, ma è un giochetto a doppio senso, è la solita bastardata all'italiana. Perché? Perché altrimenti dovresti mettere divieto di transito ai veicoli o divieto di parcheggio ai veicoli superiori a 24 tonnellate, 35, 44, quello che è, e 6 metri di lunghezza, 4 metri di lunghezza, 2,80 di altezza, 5 metri di altezza, eccetera, eccetera, ok? E allora lì sì, è chiaro che crei un divieto perché quelle caratteristiche del mezzo causerebbero realmente dei danni, ok? Ma anche qui, che qualcuno si inventi e dica tu sei obbligato a parcheggiare la macchina qua e guai se metti il camper. Tu camper devi andare in tantamona alla via e tu bicicletta devi stare qua. Cioè, ma neanche alla mia pecora la schiavizzavo così. Una piccola nota però a favore del gruppo mafioso che ha creato queste cose è che il parcheggio non è sempre a pagamento, ok? È gratuito dalla mezzanotte alle 8 di mattina, quindi normalmente voglio dire tu vieni qui con la famiglia e parcheggi la macchina e a mezzanotte, alle 2, alle 3, alle 4 di notte vai a farti il bagnetto e poi alle 5 del mattino torni a casa. Attento, prevengo, perché la stupidità è veloce, quindi devo bloccarle il passaggio in anticipo. Potrebbe anche essere, magari, che qualcuno può dire, può inventarsi, magari qualche privato ha acquistato questo appezzamento di terra di schifo, ma andava benissimo, per metterlo a pagamento e lucrarci. Può benissimo essere, però, ragazzo, tieni conto che privare l'ultimo pezzo di spiaggia di parcheggio libero per
ricevere dei soldi, no? È mafia. È mafia quando una povera famiglia, un povero Cristo è costretto a pagare il parcheggio per andare a rinfrescarsi un attimo in spiaggia. Questa è diventata mafia. Solo che, ragazzo, molti, purtroppo molti, la minoranza per carità, però comunque troppi di voi non capiranno questo mio ragionamento, perché oramai o si sono abituati a questo schiavismo e a questa mafia, oppure sono ancora troppo giovani e quindi sono nati quando già questa brutta malattia ha preso piede. E difatti sempre più tutto ciò che vediamo è diventato normalità. Adesso io me lo ricordo dai libri di storia, che è il mio mezzo per viaggiare nel passato, però i più anziani di me ricorderanno bene quando un tempo, no, nella ricrescita dell'Italia, no, quando si incentivavano, no, all'epoca le gite fuori porte, no, non so se te lo ricordi, e era normalissimo parcheggiare in mezzo tipo no, campi, nel senso campi privati dove si coltiva il cibo, no, in spiazzi liberi, diciamo, era normalissimo, porca miseria, era normalissimo andare con la macchina quasi in riva al mare o in riva al fiume, era normalissimo portarsi un tavolino e sedersi lì con la famiglia a mangiare la pasta asciutta al polastro di domenica. Adesso tutte queste cose sono diventate tabù, oltre che proibite. Cioè, se uno fa una cosa del genere, ti mandano la polizia, no? Perché, vedi, anche lì, se alcuni di noi sono diventati talmente schiavi, e i camperisti questa cosa la sanno bene perché purtroppo sono spesso vittime, non dilunghiamoci troppo, rimaniamo sul pezzo, sono diventati talmente schiavi da difendere questa loro nuova normalità. Ossia, è tutto proibito, è proibito, non so, avere il camper, perché ormai non è più campeggiare, è proibito avere il camper, è proibito aprire un tavolino in spiaggia, un ombrellone, cioè devi per forza pagare la concessione. In molte spiagge tu non puoi portarti l'ombrellone da casa, perché la spiaggia quella volta non l'ha fatta, diciamo, con la geometria esistenziale, il Dio, chiamalo come cazzo vuoi, la creazione. No! La spiaggia l'hanno creata i consorzi! Cioè Dio ormai non fa più nulla, fanno tutto i consorzi e i comuni, e pertanto se tu, lasciamo perdere un attimo i camper, ti porti il tavolino con la roba da mangiare, almeno al nord da noi, con la roba da mangiare o l'ombrellone, arriva il bagnino a romperti le scatole. Fermo, fermo, qua devo collegarmi. La gente abituata a essere schiava è lei che ti dice no, guarda che non si può, mi dà fastidio che fai così, chiamo il bagnino, chiamo le guardie, chiamo i vigili, ma chiamateli i vigili, fatti incaprettare dai vigili, Dio caro. E così ci hanno portato con una satanica astuzia e l'aiuto dei decenni a essere i carcerieri di noi stessi. È brutto doverlo specificare perché chi segue i miei video dovrebbe arrivarci. Non sto dicendo di non sottostare alle leggi, di non rispettare le leggi, chiaramente no. Sto dicendo, come insegnava e spingeva il buon Thoreau, a valutare le leggi. Buon Thoreau, ne ho citato uno a caso, e migliaia di altri personaggi. A valutare le leggi. Se inventano una legge tirannica, stupida, senza senso, purtroppo veramente in Italia, credo che sia uno dei peggiori paesi al mondo sotto questo aspetto, se una cosa è legge, è legge. Cioè, se per legge dicono che, non so, non puoi andare in giro in canottiera d'estate, veramente, la gente non dice è giusto o sbagliato, no. Tanta gente, troppa gente dice, la legge dice così. Ok? Se un giorno qua, questo, mamma mia, questa me l'aveva detta addirittura una cagnara, cioè quelle volontarie del cazzo che spostano i cani in giro per l'Italia, no? E che praticamente in Cina va bene che mangiano i cani perché è consentito dalla legge, capisci? Quindi, allora, secondo il suo ragionamento, ma più che ragionamento, ormai secondo l'andazzo che mi circonda, allora a sto punto, se la legge dice che è possibile mangiare i cani, allora va benissimo, cioè non esiste più il buonsenso, capisci? Cade tutto, cade l'essere umano, ok? Cade l'essere umano e cosa resta in piedi? Lo schiavo o il robot, perché bene o male lo schiavo di solito sogna sempre la sua libertà, capisci? Sogna sempre di scappare, è la catena
che lo tiene fermo, mentre il robot è quello che non sogna e non scappa e sta zitto alla mafia che gli gira attorno, tipo qua a Cavallino. Eccolo! Vai Sigari!